Qual è la prima operazione che si fa per costruire un cesto? Va bene, allora, da principio si sceglie il legno, quello è chiaro, poi bisogna fare la struttura, bisogna fare il cerchio. Allora, si prende una piantina di orniello, si divide possibilmente a metà, ma non sempre ci si riesce. Ecco, questa volta è andata bene. Poi bisogna lavorarlo. Si inizia togliendo, assottigliandolo, diciamo. Poi con l'aiuto di una roncola vede? Dopo vede qui cede, allora bisogna togliere dall'altra parte. Poi bisogna cercare di raddrizzarlo il più possibile. Adesso si assottiglia questa parte che è quello che fa la giuntura. In friulano questa fase di lavoro ha un nome? No, normalmente si dice sto facendo un cesto, preparo il cerchio. Poi si tasta, si vede dove è più grosso e si assottiglia.
Qual è la prossima fase? Adesso viene la piegatura. Con l'aiuto di una pinza grip, mi pare si chiami, lo blocca. Avendo assottigliato questo prima, in quanto questo andrà sopra poi faccio così. A un certo momento gliene mette un altro. Poi continua. Adesso quando arriva prende l'altro capo e lo mette sotto. Adesso sto facendo la giuntura. Adesso toglie questa. Sopra. Più ne ha e meglio funziona. Andiamo avanti un po' con il progresso e il cerchio è fatto. Che cosa si può utilizzare per creare la forma del cerchio? Qualsiasi cosa rotonda, anche una ruota di bicicletta, ruota di bicicletta da bambino, che ne trova adesso, secondo la misura che vuol fare. Per quanto tempo deve rimanere così? Dipende, se lo mette a essiccare nel forno, all'indomani è già buono. Sì, e poi sì, bisognerà prima di lavorarlo, aspettare un po' che si secchi bene, ma già domani, se è legato qua, rimarrà rotondo. E la prossima fase qual è? La prossima fase è avere 2 cerchi, come questi. Adesso si mette un chiodino, anche di legno, ce lo metto tante volte io. Cerca, a occhio vede che da una parte è più profondo, allora quello è il fondo del cesto e questo è il manico. Luigi, ci spiega cosa fa adesso? Va bene, prima cosa dal nocciolo si toglie la corteccia. Perché rimuove la corteccia? Lasciando la corteccia, poi la corteccia se lo lavora tutto, anche i cerchi con la corteccia, dopo vengono brutti. Poi la corteccia marcisce prima. E adesso che cosa vuole costruire? Adesso voglio costruire in friulano, po' fabrino si dice gli screnni. Di che cosa si tratta? Gli screni sarebbero queste striscioline che si tolgono da questo
pezzo di legno. E che tipo di legno è? Nocciolo bisogna sceglierlo di quello più che si presta, quello più scuro non si presta, quello con corteccia bianca così è quello che è cresciuto meno, quindi si lavora molto meglio. In seguito, dopo la prima lisciatura, con il dorso della roncola, vede che c'è rimasto sempre quel pelino. Quello lì, se aspetta un'oretta, diventerà marrone, quindi non fa bello vedere poi nel cesto. Allora, in questo sistema riesce a toglierlo tutto. Vede. Adesso si cambia roncola, si effettua un taglietto con la punta, vediamo qua dove riesco a piegarlo, così. Allora, poi si dà una lisciata così. Adesso si porta alla misura voluta . Portarsi sempre, quando si fa questi lavori qua, la scatoletta dei cerotti, perché bisogna avere attrezzi affilatissimi, altrimenti non si lavora. Una volta si lisciavano tutto a mano così, adesso con l'aiuto di una pialletta che costano pochissimo, 20-25 euro, c'è delle piallette che si può anche lavorare con loro. Per esempio questa, vede che
è abbastanza spessa che abbiamo la possibilità di farne due sulla stessa. Non è difficile fare questo lavoro qua, basta sentire col dito, quando si sente che tende a uscire si piega più dall'altra parte. Ecco, si rifila, bisogna rifilarla, portarla uniforme fuori per fuori, come ho fatto vedere prima, e poi se si utilizza subito va bene, si può fare subito. Prende il cerchio, questo sistema. Ci spiega cosa fa adesso? Adesso faccio l'incrociatura, si dice in furlan. Ecco, gira così. La gira da questa parte, viene giù così, risale dall'altra parte, viene giù così, si cerca di tenerla ben tesa, non è sufficiente una, bisogna fare la giuntura, ma allora si cerca sempre di avere una verga molto lunga, perché facendo la giuntura non viene tanto bello, ecco. Allora si cerca sempre di farla piuttosto sottile, che essendo sottile si adatta molto meglio a questo lavoro. Poi di qua si possono mettere anche più spesse. E ora che cosa fa? Adesso si fa, in pofabrino friulano si dice il pustic. Cioè? Il pustic è una parte dell'intelaiatura della cesta. Questo è quello che ti vuole un sacco di tempo, perché lo devi portare qui. Bisogna procedere molto cautamente, perché un colpo di roncola sbagliato è tutto da ricominciare. Adesso si fa quello che va inserito nell'incrociatura qui, che fa parte della struttura.
Adesso provi a vedere. È ancora un po' troppo rigido. Ecco, poi si passa sul ginocchio così. Questo è il lavoro più lungo, eccolo. Dopo si piega un po', eccolo. E adesso va inserito qui. Che cosa ci fa vedere ora? Adesso sto montando i posticci. Che cosa sta facendo ora Luigi? Adesso sto fissando provvisoriamente la struttura. Allora, si inizia con il primo, si dà un giro, poi più o meno si calcola bene la distanza tra l'uno e l'altro. All'inizio si mettono 12, 336, 336 dall'altra parte. A un certo punto bisogna lasciare uno spazio vuoto calcolato per altri 2 che qui verranno altri 2. Allora si lascia uno spazio largo e si continua così, di modo che quando inizia a tramare non gli sfuggano. Perché vede adesso non si muovono. Fatto i primi 6, si procede a fissare gli altri 6. Uno, Quindi la distanza deve essere omogenea. la distanza bisogna cercare di metterli piuttosto bene,
ma anche dopo, quando si inserisce gli altri i mancanti nello spazio predisposto, che sarebbe questo, lascia lo spazio per altri 2. E dopo messo gli altri 2, ripassa di nuovo tutto, vedendo di mettere più precisamente la stessa distanza tra l'uno e l'altro. Ecco, adesso sono fissati. Adesso si inizia la trama, partendo dall'una o dall'altra parte, e si avanza circa 3-4 centimetri. Poi si inseriscono i 2 mancanti, 2 da una parte e 2 dall'altra, perché come vede qui non c'è spazio per infilarne 2, allora si infilano dentro la tramatura. E quando sono infilati si regola il tutto di modo che sia uguale parte a parte. Dopo averle messe a bagno, Perché bagna le screnis? perché o si montano direttamente appena tolta dalla verga di nocciolo, diversamente essendo sottile così, si essica subito. Un paio d'ore dopo, se tenta a piegarla, si spezza. Bagnandola no. Adesso si tasta per vedere se è già rinvenuta. Adesso qui si inizia la trama. È il lavoro più delicato. Vede, bisogna tenerla continuamente bagnata. Il primo giro è sempre il più difficile. Adesso si inizia a fare il secondo giro dall'altra parte. Cerchiamo di portarle un po' uniforme.
iniziamo dall'altra parte. Ecco, adesso il primo giro è fatto. Bisogna continuare per 5 centimetri per poter infilare i 4 mancanti. Adesso cosa sta facendo? Adesso tolgo il filo che ho usato come per tenere ferma la struttura. Sarebbero, come a dire, le armature. Ecco, adesso possiamo tranquillamente inserire i mancanti. Viene inserito qua, vede, deve essere più alto di questo, e qui l'altro che verrà inserito dovrà essere leggermente più basso di questo per continuare con la curva. Ora mettiamo il quarto dall'altra parte. Ecco. Bene, ora incominciamo con la tessitura del tutto, del cesto completo. Quindi il lavoro deve procedere a pari. Dovrebbe proseguire a pari, ma si può fare in tante maniere. Si può aggiungere dopo un pezzetto da qui a qui o da qui a qui. Sì, se è fatto bene non sta male lo stesso. Ma se si arrivasse giusti, che è un po' difficile. Come giuntura si sormontano, adesso vi faccio vedere, si sormonta
quello esistente con quello da mettere. Questa è la giuntura. Quando siamo un po' indietro facciamo 2 giri. Così il legno del telaio rimane coperto. Adesso quindi sta parificando la tramatura. Sì, sto cercando di pressarla più dalla parte che è più abbondante, di modo che di non trovarmi male quando arrivo, perché vede che qua è più stretto di qua, è chiaro perché qua c'è la curva, qui invece si va via dritti. Si va via dritti per il motivo che deve stare in piedi. Perché se questi devono fare un piano e noi il portante, il cerchio, non deve toccare terra, perché altrimenti farebbe quel lavoro qua. A che punto del lavoro si trova? Sto quasi per terminare il lavoro. Adesso il lavoro diventa un po' più complicato, più laborioso che complicato, insomma. Ancora un paio di giri e il cesto è finito. Continuiamo sempre nella stessa maniera. Arrivati al bordo si gira di mezzo giro così, poi si passa sotto e si fa altrettanto in questa maniera così, si gira.
Adesso è un po' troppo larga, allora si lascia sempre un po' troppo larga, perché quando è larga c'è sempre modo di combinare. Se è stretta non c'è niente da fare. La mettiamo in ammollo 2 minuti, anche meno, e ricominciamo. Come avviene una giuntura tra due screnis? Si può innestare sia da sotto che da sopra, ma da sotto è più laborioso, quindi preferisco scartare 10 centimetri e inserire da sopra. Si sormontano 1, 2, 3, di modo che si abbia la possibilità di poter tirare da questa parte. Altrimenti, se non è ben sormontata, quando tiri si sfila. Eccola. Sulla chiusura bisogna cercare un po'
di vedere come si arriva con l'ultima screna. Si vede sempre la chiusura, insomma, o altrimenti bisognerebbe proprio andare coi piedi di piombo, tramare, togliere, ritramare per arrivare proprio alla perfezione. A questo punto il cesto è terminato.